Heather McPallister. Ma non saprei se resta nell'ombra o fa già parte delle persone attenzionate. Certo che l'aggressione verbale e fisica che ha subito Liliana, a me sembra che sia qualcosa messo in atto da qualcuno che ha perso la testa, che come dire no, perché io sono straconvinto ormai, me lo dico da più di un anno, che Liliana è morta per lo scompenso cardiaco acuto e derivato dalla violenza fisica e verbale. Ma non so se si tratta di amore, o non vedo, una passione, un desiderio, un qualcosa di intimo, di personale, che magari sentiva nei confronti di Liliana, e magari è rimasto deluso del fatto che lei non... Se noi puntiamo l'ago di un compasso sulla chiesetta e portiamo la parte, la matita chiamiamola, dove è stato trovato il corpo, se si gira, si fa il cerchio attorno a questo perimetro, non c'è altro posto dove si sarebbe potuto lasciare il corpo di Liliana. Quello è il posto più vicino che va alla pari con la chiesetta. Sarebbe stato più facile lasciare il corpo dove c'è la discesa, sotto la chiesetta, ma non è stato fatto perché mancava il terzo elemento, il bosco. Le persone che ruotano attorno a questa vicenda, dal 14 dicembre del 21, al di fuori di Liliana, fino al 16, non conoscevo neanche Sergio, suo fratello. Non posso farci niente, in che senso poi? Non vedevo l'ora tutta la vita di diventare un personaggio pubblico, dai. Mi pare che quello di Salvo sia stato già prelevato all'inizio. Mi lascia indifferente che mi prendano il DNA. Cosa c'entra? Claudio mi ha chiamato il 25 dicembre, se sbaglio ci sono i tabulati e probabilmente la telefonata era anche registrata. E il 26 siamo andati a fare, cioè lui mi ha accompagnato in cima alla collina e io sono sceso a piedi. Per la questione che sembrava che, visto che Liliana non era scesa per via Damiano Chiesa, non rimaneva altro che fosse salita. Stare insieme è stata abbastanza breve, io non avevo Green Pass e non potevo andare nel bus. Gli ho detto se mi accompagnava, ma l'idea è stata mia. La storia del sacco nero è venuta fuori quando io ho visto quel sacco nero sul pianale, però quando Claudio ha detto se è stata trovata dentro un sacco nero e tutti si sono concentrati sul nero. Se si toglie la parola nero, lui ha detto se è stata trovata dentro dei sacchi non va bene. Nessuno gli ha mai chiesto perché non va bene. Questo particolare, mi riferisco sempre a registrazioni di interviste, anche questo lo dico da mesi. Questo particolare se è stata trovata dentro dei sacchi non va bene. Credo che anche a questo si possa risalire. Tra l'altro poi perché Claudio a un certo punto si manifesta come Claudio Sterpin, mentre fino alla fine del mese di dicembre era Filippo, come si faceva chiamare. Claudio Sterpin fino alla fine di dicembre lui compariva mascherato e aveva un nome d'arte, mi pare Filippo. Mi stavo recando in Piazzale Gioberti per l'ennesima intervista. Mi ha chiamato Claudio. E parlando così gli dico, ma Claudio, perché non ti manifesti per Claudio Sterpin? E lui mi fa, non voglio metterci la faccia. Ora mi pare che la faccia. Dico delle stupidaggini, se dico delle stupidaggini basta verificare, perché anche quella telefonata è stata intercettata e gli inquirenti lo sanno. Io ho detto a Claudio il 25 dicembre, lui mi accompagna su e io vengo giù a piedi, mi aspetta sotto, non si è parlato assolutamente di sacchi neri. Non c'è traccia di Liliana al di fuori di Piazzale Gioberti. Sono le ultime immagini che ci sono. È salita in macchina con qualcuno, altrimenti non sarebbe salita. È possibile che sia arrivata perché aveva appuntamento con qualcuno. Ci sono i segni in faccia, c'è il suo orologio fermo alle 9:17, circa mezz'ora dopo che era qua. Lei l'orologio lo portava sul polso destro. I segni delle percosse sono sul lato destro del viso. È naturale e logico pensare che lei istintivamente, quando sono piovuti i colpi, abbia alzato il braccio per difendersi. Il pugno l'ha colpita sull'orologio e l'orologio si è fermato. Qualcuno che può essere rimasto deluso, qualcuno che aveva ragioni sue per avere questa violenza, questo scatto d'ira. Prima di Natale ho girato intorno al perimetro della chiesetta. Sono entrato, non c'era la porta, e sono entrato anche dentro, ma il corpo non c'era. Io ho scritto il copione, qualcuno ha fatto la rappresentazione. Che Claudio era l'amante di Liliana lo sa solo lui. Liliana non ne sapeva niente. Se gli si dà un microfono davanti alla bocca, lui le sue fantasie erotiche non finiscono più. Già dire battersi per la verità mi sembra già fantasioso,
Quale persona che ama una donna viene fuori con le sue rivelazioni? Ho l'impressione che Sterpin abbia fatto di tutto e di più per attirare sospetti su di sé. È da sempre che Fulvio racconta questo. Le poche volte che in questo periodo ci siamo visti, per varie cose, per vari incontri, così, mi dice sempre queste cose qua. Stento a credere che Liliana possa avere qualcuno che gli avrebbe potuto fargli del male. Non vedo il motivo. Non oso pensare che qualcuno possa aver fatto del male a Liliana e per quale motivo. Parlando di Sterpin, Sebastiano dice: solo sentire la sua voce mi fa venire i brividi, anche perché ogni volta dice e fa affermazioni sempre diverse. Certamente io appena mi hanno chiesto ho dato la mia disponibilità. Penso che anche Fulvio non abbia nessun problema a farsi fare il tampone. Per me è tremendo questo, primo perché nessuno mi ha avvertito, perché i nostri vicini dove andavamo in giro, dove facevamo pranzi dagli amici, quello e quell'altro, sanno che Liliana è scomparsa, perché Claudio li convoca, gli spiega come sono andate le cose. Lui ha fatto tutti questi movimenti, tutte queste cose strane. Perché non mi hanno avvertito? Perché io dico a questi amici? Che amici sono? Cos'è successo?